Ciao a tutti, oggi presentiamo la ricetta degli spaghetti con le cozze. Gli ingredienti per la nostra pasta sono delle cozze freschissime del Mediterraneo, aglio, prezzemolo tritato, dei pomodori pachino o ciliegino, spaghetti, olio extravergine di oliva e pepe. Passiamo alla preparazione della nostra pasta. Ai nostri fornelli nel frattempo abbiamo già preparato l'acqua calda con il sale che bolle, dove andiamo subito a calare gli spaghetti, anzi mettiamoli tutti interi che così rimangono belli lunghi. Nella pentola qui accanto andiamo a mettere un fondo di olio e uno spicchio d'aglio tagliato in 4. Facciamo rosolare. A questo punto, ad olio ben caldo, aggiungiamo i nostri pomodorini tagliati a pezzetti. A questo punto abbiamo già a metà cottura i nostri pomodorini, gli spaghetti stanno bollendo, aggiungiamo una manciata delle nostre cozze. Le cozze le abbiamo fatte aprire in pentola e abbiamo buttato la loro prima acqua. Un pochino di prezzemolo, poco, sale non ne abbiamo messo come potete vedere perché le cozze rilasceranno ancora un po' di acqua salata. Aspettiamo adesso la cottura degli spaghetti. Quando i nostri pomodori con le cozze sono a questa portata sfumiamo con un po' di vino bianco. Il nostro sughetto è pronto, aggiungiamo ora i nostri spaghetti. Facciamo saltare. Aggiungiamo un pochino di prezzemolo e serviamo. Questo è il nostro bellissimo risultato. Ora impiattiamo. Un pochino di prezzemolino e ora a tavola!